alla riscoperta della meteorologia, una scienza unica e trasversale. È stato presentato dal Dipartimento di Matematica e Fisica dell'Università Cattolica di Brescia il seminario focalizzato sulle previsioni del tempo da Aristotele allo Space Weather. Ospite e relatore il dottor Massimo Enrico Ferrario. In questo momento la meteorologia italiana è un po' in sofferenza perché manca un servizio meteorologico nazionale. Siamo insieme alla Grecia l'unico paese in Italia in cui manca una struttura di coordinamento a livello nazionale. Anche la scuola che forma i meteorologi manca da quando ci sono state le ultime riforme effettuate dal governo e quindi manca a livello accademico l'insegnamento della meteorologia. Purtroppo non è una situazione molto rosea e stiamo aspettando che ci sia un riordino di questa materia. In particolare alcuni passi avanti sono stati fatti di recente, per esempio è stata presentata la certificazione della professione di meteorologo. Questa è una cosa molto importante perché fino a poco tempo fa chiunque con un computer si connetteva a internet e rilasciava previsioni attraverso il web, mentre da ora in poi per fare questo sarà necessario avere una certificazione e le previsioni quindi saranno fatte soltanto da personale esperto. Per quanto riguarda le ultime novità, il satellite recentemente lanciato che è il Meteosat 3 sarà a disposizione a breve con una grande massa di dati e di immagini da elaborare e avremo una risoluzione ancora più spinta e i dati arriveranno addirittura a 5 minuti. Fate conto che un po' di tempo fa con i primi Meteosat bisognava aspettare mezz'ora per avere l'immagine del disco del pianeta Terra. E ultimissime novità di cui anche siamo abbastanza leader perché il WMO, cioè l'Organizzazione Mondiale della Meteorologia, ha incaricato l'Italia di portare avanti questo nuovo argomento, è lo space weather, cioè come il vento solare e le tempeste solari influenzano le attività umane che sempre di più si portano ad interessare anche la parte, diciamo così, di astronomia, quindi assistenza per esempio durante le passeggiate spaziali piuttosto che i fenomeni della ionosfera, insomma tutta una nuova branca veramente nuova da studiare in cui probabilmente nel prossimo futuro per la tecnologia che sta avanzando sempre di più in questa direzione avremo bisogno. Dalle origini della disciplina ai nostri giorni molte cose sono cambiate, nuovi strumenti di ricerca, nuove teorie e nuove frontiere da superare. La speranza per il futuro è portare avanti la passione per la ricerca meteorologica e formare figure professionali competenti.